Queste maree eccezionali definite dagli esperti la preoccupano oppure è fiducioso che con la tecnologia una soluzione si troverà? No, io sono sempre fiducioso. Allora, bisogna dire che un altro degli elementi che manca al racconto del professore è anche l'alta marea, cioè devono coincidere le condizioni che diceva lui più l'alta marea, perché voi sapete che ci sono le maree dettate dalla Luna e sono fattori sicuramente che sono aumentati negli ultimi anni. Abbiamo le serie storiche, il disastro di Venezia di qualche anno fa è stato simbolico. Però con la tecnologia noi dobbiamo immaginare di poter contrastare gli effetti di cambiamenti climatici. Dobbiamo assolutamente farcela, per dire, noi abbiamo alzato il Mose ieri sera, sì, proprio per salvare, perché c'erano onde alte, eccetera. Quindi molto sarà anche sulle previsioni, la capacità scientifica anche di prevedere il più possibile quello che succederà, perché non è molto facile, sono modelli matematici e fisici molto complicati, che tra l'altro noi qua a Venezia abbiamo sviluppato molto. Ma per esempio abbiamo inaugurato durante il Covid una grande vasca di laminazione delle acque a Mestre, gigantesca, che raccoglie le acque di prima pioggia che sennò diversamente entrerebbero nei tombini che non ce la farebbero con i tubi troppo stretti a far defluire tutto e allagherebbero le case. L'abbiamo già messa in funzione, adesso ne stiamo facendo un'altra gigantesca in quartiere Bissuola, sempre a Mestre, che salverà completamente la città da queste esondazioni, diciamo, naturali. Per cui sicuramente dobbiamo contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici propriamente con la scienza di alto, ma poi noi nel territorio dobbiamo immaginare immediatamente di porre rimedio, pulire gli alvei dei fiumi, contrastare tutti gli effetti che spesso ci sono anche animali che bucano le rive, l'abbiamo visto anche quello che è successo nel Ravennate, eccetera. Dobbiamo assolutamente laminare le acque, la scienza, la tecnica ci aiuterà. Dobbiamo serenamente con l'ingegneria, con la meccanica, con la nostra capacità di agire, salvare il nostro pianeta. Come è stato fatto in passato dobbiamo farlo oggi. Anche Venezia nasce con grande difficoltà, anche Venezia nasce sui pali, anche Venezia nasceva da una natura che non era amica, però poi quella natura che c'è anche, che tante volte ci desta preoccupazioni, è anche quella che ci aiuta e ci difendeva a quel tempo là dalle invasioni. Ecco, dobbiamo vedere sempre i due lati della medaglia, quella appunto preoccupante ma anche quella bella che ci ispira al futuro. Vediamo se il professor Sgarbi è preoccupato. Che cosa rischia Venezia, professore? Allora, Sindaco, voglio leggerle una dichiarazione, vorrei una rapida battuta da lei, perché l'architetto urbanista Carlo Ratti ha provocato sul Sole 24 Ore, ha detto: Venezia assomiglia sempre più a un Luna Park, è meglio lasciarla sprofondare e farne un parco tematico sottomarino. Lei come risponde? Beh, che il bello della democrazia, ognuno può dire liberamente quello che vuole. Dopodiché Venezia è qui da 2000 anni e pensiamo di resistere altri 10.000 alla faccia di Ratti e delle sue maledicenze. No, è logica la provocazione, la comprendiamo. Noi pensiamo che la città comunque evolve. Una volta si viveva di guerre, no? Oggi le guerre sono più informatiche, ma non è che non esistono più. Dobbiamo difendere il nostro brand, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia. Qui, ovviamente ogni generazione ha le proprie sfide, ma questo non vuol dire che non possiamo vincerle. Senta, Sindaco, questo vuol dire che non è impedito. Non è impedito cambiare, capite? Certo. Questa gente non vuole cambiare niente, invece dobbiamo modernizzarci, dobbiamo attualizzare la realtà di oggi in una città così delicata e poi se riusciamo a vincere delle sfide che abbiamo qui, magari le raccontiamo ad altri, perché poi ci sono città di tutto il mondo che ci chiamano per capire come abbiamo fatto e come stiamo facendo. Vuol dire che paradossalmente per tante Cassandre ci sono anche quelli che capiscono invece che agire dell'uomo, la positività, il coraggio dell'uomo può diventare contaminante e questo è l'essenza stessa di essere veneziano. Però il rischio non arriva solo dall'acqua. Cominciare, alcune persone che ho sentito parlare di moto ondoso, quelli con la barchetta che andavano davanti lì, bisogna dire che il posto dove erano è davanti all'Acquerini ed è una remiera che affaccia sul canale della Giudecca, che è un canale portuale, cioè dove passano le navi, insomma, per cui è evidente, lì c'è sempre stata onda da 50 anni perché è un canale di grande percorrenza. Poi ho visto, mi pare, intervistare anche un consigliere comunale di opposizione, cioè c'è un gruppetto di persone irriducibili che si chiamano comitati, Toni, Caio e Sempronio, di cui uno prima fa il presidente, poi fa il vice, poi fa... Cioè gente che non si arrende proprio al fatto che ci sono anche altre persone e che comunque è giusto che la città sia aperta a tutti. Lo schema che abbiamo noi è uno schema di prenotabilità della città, però per cui è evidente che fisicamente non ci... Sì, l'UNESCO rischia di declassare la città. Ascoltate un attimo, che così riesco, perché sono lontano, se no non riesco a spiegare bene. Cioè, noi abbiamo
abbiamo... Prego. Scusate, perché io ho un ritorno, non riesco a sentire. Posso finire un Prego, attimo prego. così? Perché il tema è complicato, è difficile in 2 minuti risolverlo, però vi spiego un po', perché sennò con la telecamera si va in giro, si fa anche tanta confusione. Cioè la città, ci sono anche orari diversi, no? Cioè la città non è solo, come diceva adesso Sgarbi, ha dei luoghi che sono assolutamente, praticamente deserti, bellissimi tra l'altro, ma ci sono anche dei momenti durante la giornata. È chiaro, nelle grandi città, alla mattina o alla sera, quando la gente parte o torna al lavoro, è evidente che ci sono più persone, per cui bisogna farsi anche una ragione che il mondo cambia, perché poi c'è qualcuno che è convinto che deve esserci solo lui, nella realtà siamo in più persone. Noi quello che stiamo proponendo come proposta e faremo il prossimo anno come prima sperimentazione, sarà la prima a livello mondiale, cioè al mondo non l'ha fatta nessuno, è quella di creare per alcune giornate, una ventina per prova il prossimo anno, sceglieremo 20 giornate che a noi risultano essere particolarmente, diciamo, come posso dire, congestionate, e faremo una prova di prenotabilità della città, cioè aperta a tutti, però per venire bisogna prenotare, in maniera tale che siamo in grado in qualche modo di scoraggiare le visite giornaliere, cioè le persone che vengono in giornata a visitare la città. È chiaro che se uno viene un residente o viene per lavorare o viene in albergo, non gira con tutto lo zaino, la bottiglietta dell'acqua, eccetera, perché ha un supporto, diciamo, residenziale. Chi invece viene in giornata col pullman da fuori solo per fare una gita, viene la mattina e torna la sera, si porta dietro, giustamente, ovviamente, il passeggino, lo zaino, l'acqua, il panino, perché non sa cosa trova. Questa roba qua sulle cali strette può creare problemi di congestione, li crea. Questo non succede da oggi, succede negli ultimi 20 anni, 30 anni, non è una roba d'oggi, ma questi signori che hanno comandato la città, alcuni di questi anche li conosco, non hanno mai fatto niente se non litigare, protestare, ma senza mai una proposta concreta. Noi invece ci mettiamo la faccia e per la prima volta al mondo, l'avremmo cominciata qualche anno fa, ma poi è arrivato il Covid, era inutile prenotare la città col Covid. Adesso faremo pagare un ticket di accesso, si chiama un contributo di accesso, in queste giornate particolari, in maniera tale da scoraggiare in quelle giornate quel turismo giornaliero. Cioè diciamo, se puoi venire, vieni un altro giorno, non venire quei giorni là in giornata. Vedremo come andrà la sperimentazione, probabilmente dovremo fare anche dei miglioramenti, dei cambiamenti, non abbiamo paura di sbagliare, ma siamo i primi a farlo, come abbiamo alzato il Mose, come abbiamo deviato le navi, perché vorrei ricordarvi che quei signori sono quelli che dovevamo ammazzare, secondo loro le navi dovrebbero andare via, sparire dal mondo, a Venezia che è un paese di mare. Allora, le voglio dire, domani tra l'altro si apre la mostra del cinema, domani si apre la mostra del cinema che è un grande appuntamento per il Lido. Abbiamo deviato addirittura le navi da crociera, le abbiamo spostate su Porto Marghera. Stiamo facendo delle cose realmente che non si sono mai fatte in 50 anni, e questo la gente di Mestre, di Venezia, del Lido lo sa. Purtroppo fa più rumore la foresta, che l'albero che cade, e la foresta che cresce. Voglio farle vedere però che non è un problema solo di Venezia. È bellissima.